È mercoledì 20 dicembre, buongiorno Sicilia con Angelo Gagliano e con Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, stamattina ci occuperemo nel corso della nostra trasmissione di quella che è una vera e propria strage sulle strade, in modo particolare in Sicilia e a Catania, e poi ancora di codice rosso, ma parleremo anche di vini da accostare durante, diciamo, i pranzi per il prossimo Natale, ma anche per Capodanno, da accostare e gustare ovviamente. Ma intanto cominciamo la nostra giornata con le altre notizie, con la cronaca. Messina e Bufera sul docente di inglese dell'istituto IACI che è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di uno studente minorenne. Si apre anche un altro fronte, c'è infatti un'indagine della Procura dei minori perché il professore sarebbe stato sottoposto ad estorsione da parte di alcuni ragazzi. Sentiamo. Ci sarebbe un secondo filone di indagine nell'inchiesta sulla vicenda del professore Giulio Chiofalo, 35 anni, docente di inglese dell'istituto IACI, accusato del reato di atti sessuali con minorenni. Il fascicolo è aperto presso il Tribunale dei minori e riguarderebbe un tentativo di estorsione al quale il professore avrebbe detto di essere stato sottoposto da parte di alcuni ragazzi. Su questo stanno indagando i carabinieri che avrebbero già sentito alcuni giovani come persone informate sui fatti sia dell'istituto dove insegnava nell'ultimo anno che di un liceo dove il docente ha insegnato negli anni passati. L'uomo si trova rinchiuso nel carcere di Gazzi, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare che è stata eseguita dai carabinieri che stanno portando avanti l'inchiesta scattata nello scorso ottobre, dopo la denuncia della madre di un 17enne che avrebbe avuto dei rapporti sessuali con l'insegnante. La donna si sarebbe insospettita dei regali costosi che il docente avrebbe fatto al giovane: scooter, telefoni cellulari, una PlayStation, regali prima per la richiesta di foto e video, poi per gli atti veri e propri. Un'inchiesta seguita personalmente dal procuratore facente funzione Rosa Raffa e dal procuratore per i minorenni Andrea Pagano, una brutta storia che i carabinieri stanno piano piano scoprendo anche dall'analisi di PC, smartphone e dalla messaggistica tra il docente e gli alunni prima e dopo gli incontri. Adesso invece parliamo dell'operazione contro la pirateria televisiva, 21 le persone indagate e blocco immediato dei siti di live streaming delle più note piattaforme televisive. Questo è il bilancio dell'operazione della polizia contro i pirati, audiovisivi, con perquisizioni anche in diverse città italiane. Tra queste risultano coinvolte Catania, Messina e Siracusa. Una rete criminale dedita alla pirateria televisiva che operava in diverse città italiane, tra cui Catania, Messina e Siracusa. 21 persone indagate e blocco immediato dei siti di live streaming e del flusso illegale delle IPTV, Internet Protocol Television. È il bilancio dell'operazione contro i pezzotti dello streaming TV condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla DDA della Procura di Catania. Secondo le indagini, l'associazione criminale era organizzata in modo gerarchico, con ruoli distinti e ben precisi. Al momento le perquisizioni disposte dalla Procura distrettuale di Catania hanno consentito il sequestro di numerosi pannelli di controllo dei flussi IPTV che servivano oltre 50.000 utenti. Un giro che fruttava mensilmente svariati milioni di euro. Per eludere i controlli, inoltre, gli indagati facevano uso di applicazioni di messaggistica crittografata, identità fittizie e documenti falsi. Questi ultimi sono stati utilizzati anche per l'intestazione di utenze telefoniche, di carte di credito, di abbonamenti televisivi e noleggio di server. Su varie piattaforme gli utenti potevano anche sottoscrivere abbonamenti mensili sempre per la visione illegale dei contenuti. Oltre a Catania, Messina e Siracusa, la rete operava anche a Cosenza, Alessandria, Napoli, Salerno, Reggio Emilia, Pisa, Lucca, Livorno e Bari. Per i 21 indagati le accuse sono di associazione per delinquere a carattere transnazionale, finalizzata alla diffusione di palinsesti televisivi ad accesso condizionato, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, accesso abusivo ad un sistema informatico, frode informatica. E adesso voltiamo decisamente pagina. Cosa sarebbe il Natale senza il cibo della tradizione? Anche i turisti sono affascinati dalle prelibatezze della nostra regione, mentre nonni e genitori vanno a caccia anche del costume di Babbo Natale per dare corpo ai sogni dei più piccini. Sentiamo il servizio. La barba e l'immancabile pancione, naturalmente se scendiamo c'è anche il sacchetto con i doni. Questo è un Babbo Natale pronto a partire per il Natale 2023.
sarebbe il Natale senza Babbo Natale in arrivo con un sacco pieno di doni? Resiste il mito romantico che anima ancora i sogni dei bambini, grazie anche a un esercito di nonni e genitori pronti a indossare il costume e sperare di non farsi riconoscere. Soprattutto i nonni che fanno sorprese ai nipotini con i loro regalini, pretendono di essere tutti coperti, non far vedere le mani, una bella barba, ci tengono tanto i nonni. E se non c'è Natale senza Babbo Natale, non può esserci Natale senza il buon cibo della tradizione, peraltro apprezzato anche da tanti turisti qui a Catania. Vengo dalla Sardegna, da Cagliari, ho comprato la crema, ho comprato il pesto, ho comprato il torrone, io amo il pistacchio, quindi pistacchio tutta la vita. E noi qui ci stiamo ingrassando, che siamo appena arrivati. Siete turisti? Sì. Da dove? Andiamo a Forlì. Fino adesso ho mangiato dei cannoli, cini, Tutto buono. tutto buono. Domenica devo fare un risotto giallo con gli ossibuchi, che è un piatto milanese, però lo voglio fare per degli amici qui in Sicilia. Per noi siciliani potrebbe essere una buona variante a un pranzo o una cena natalizia, perché noi non lo usiamo tantissimo. Sicilia non dico a Catania, la rusta e mancia, carne di cavallo. Ma lei è informato. Se mangia l'ha detto giusto. A lei il cibo lo regala anche, non so, i prodotti tipici? Sì. Cosa? Il cotechino, la lenticchia, le anguille. E regala il cibo, per esempio? Regalini, Tipo? Non cibo. Panettone non lo regala? oh, neanche, sì. Torrone? Queste cose. Tutto lei regala, è generoso. Un pochino. Il Natale dei regali, del cibo prelibato, ma anche di cose semplici e che fanno bene. Vino a cuore di frutta. Per i regali natalizi. Tante vitamine e tanta bontà. Grazie, Buon Natale! Beh, siamo ormai a pochi giorni dal Natale, siamo in piena atmosfera natalizia. Adesso c'è un'ultima ora che riguarda la cronaca. A Siracusa sono stati sequestrati capi contraffatti durante una diretta streaming. Stiamo vedendo per l'appunto le immagini della Guardia di Finanza, 2 delle persone scoperte in flagranza di reato ed intente a pubblicizzare e distribuire capi di abbigliamento e calzature di prestigiosi marchi nazionali ed esteri palesemente contraffatti a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato. E adesso giro subito la linea ad Emanuela Corsi per quella che è la rassegna stampa regionale. A proposito di streaming, oggi una notizia che troviamo su tutti i quotidiani, non solo regionali ma anche nazionali, è appunto questo clan, questa rete che è stata smantellata dalla polizia postale, che era dedita proprio alla pirateria televisiva. E quindi vediamo da Repubblica Palermo, Catania, un colpo ai pirati delle pay TV. Pensa che è un giro d'affari che vale 70 milioni di euro, perché poi ha parlato anche la di Sky Italia, Andrea Duilio, e ha detto appunto, perché chiaramente Sky con le partite e via dicendo è una delle più piratate, la maggior parte degli utenti appunto cosa volevano guardare tramite questi giri diciamo illegali, partite soprattutto e film. Comunque la procura etnea ha indagato 21 persone che operavano in Italia e all'estero, truffate appunto le più note piattaforme televisive con un danno economico di oltre 150 milioni. Questa era la pagina di Repubblica Palermo, ma la notizia la troviamo anche su la Sicilia, per esempio, che scrive pirati e sofà in prima pagina. È carina, pirati e sofà, pay TV craccate, da Catania blitz in 12 città, profitti milionari, oscurati appunto 50 utenti. Guardiamo sempre questa notizia, la troviamo anche sulla Gazzetta del Sud. Sport, film, serie televisive gratis, appunto bloccate 50.000 utenze illegali, colpa alla pirateria, inchiesta partita a Catania che coinvolge anche Messina e Siracusa ed altre città. 6 milioni gli introiti mensili per questa organizzazione transnazionale, 21 gli indagati. Ma adesso andiamo a vedere le prime pagine e andiamo a vedere Repubblica Palermo.
Intanto c'è la finanziaria in primo piano, ormai manca poco prima dell'approvazione della legge di bilancio regionale, ma anche quella nazionale. La finanziaria cancella gli ultimi, questa è la notizia appunto di Repubblica Palermo, dalla legge che approda a Sala d'Ercole, perché in discussione all'Ars in questo momento sono cadute spese per disabili, malati, anziani, indigenti, nessun accordo tra giunta e opposizioni, scontro duro sui tempi, in bilico il sì entro il 31 dicembre. Ricordiamo che oltrepassato questo termine poi scatta l'esercizio provvisorio. Appelli dal mondo delle imprese intanto dicono fate presto, votateci e pagateci. Restiamo sempre su questa prima pagina perché ci sono tante notizie. Intanto si parla del ponte sullo Stretto, a Corinti l'ex sindaco di Messina, a Roma blitz no ponte, la Schlein dice insieme lo fermeremo, un blitz al PD di a Corinti che appunto dice fermiamo questa infrastruttura. Nel taglio alto invece questo allarme perché non sarà un Natale felice e sereno per tanti, in 600 rischiano il posto, stiamo parlando di chi lavora nei call center in crisi. Ci sono 3 vertenze in questo momento in piedi, quella di Almaviva, il famoso servizio della 1500 che era nato per durante il COVID, esatto, durante il periodo del Covid, e si è andati avanti con proroghe su proroghe, ma ancora è tutto incerto per questi lavoratori. Ma c'è anche l'avvertenza degli operatori che si sono occupati dell'assistenza clienti del mercato tutelato dell'elettricità e dei dipendenti del call center Abramo, ai quali TIM ha disdetto la metà delle commesse. In tutto appunto sono 600 gli operatori che in questo momento rischiano di restare a casa per il nuovo anno. A Trapani invece il successo dell'azienda che assiste chi perde un volo, quindi da un lato la crisi, dall'altro qualcuno che nella crisi riesce a trovare delle idee innovative, quindi perdi il volo, c'è questa azienda che ti assiste e che a quanto pare è un servizio utile. Assolutamente sì, poi diciamo che è stato un anno un po' nefasto dal punto di vista proprio dei voli aerei, degli spostamenti aerei, soprattutto per noi siciliani. Vediamo questa fotonotizia, una guida digitale per passeggiare nell'arte. Sono le iniziative a Villa Amalfitano e alla GAM, cioè la tecnologia che aiuta anche questi percorsi artistici. E poi una storia di un giovane migrante che ha perso la vita, dona gli organi, lo ha voluto lui, è il primo caso di un migrante, tra un po' vedremo questa storia, anzi la vediamo subito. Ecco la lezione di Kebbis, i suoi organi salvano vite, è lui che lo ha voluto. Il giovane, sbarcato a Pozzallo a 17 anni, è morto in seguito a un incidente stradale, è il primo caso in Italia di un rifugiato che proprio aveva scelto di donare gli organi in caso di morte, e quindi lui abitava a Chiaramonte Gulfi, e quindi insomma una brutta storia ma anche una bella storia che permette a tanti di salvare, cioè permette di salvare la vita a tante persone. Andiamo a vedere la Sicilia di oggi. E quindi avevamo visto Pirati e Sofà e poi la Regione, il piano delle assunzioni. In finanziaria, emendamento del governo, 136 dirigenti e 552 dipendenti entreranno al lavoro già nel 2024. Mischiato tra gli oltre 800 emendamenti alla manovra dell'Ars c'è l'asso nella manica appunto del governo Schifani, c'è questo maxi piano di assunzioni alla Regione. Si tratta di un adeguamento delle facoltà assunzionali al nuovo accordo Stato-Regione. E poi la manovra, ecco i tempi della manovra. Ars, le opposizioni gelano il governo, le imprese sposano la linea di Falcone. Abbiamo visto che le imprese però chiedono di andare avanti velocemente. Nel taglio alto il ponte, ecco, protesta contro l'infrastruttura. A Corinti scuote il PD.
Schifani chiarisce con Salvini, sempre per il nodo delle coperture di quest'opera che a quanto pare avrà delle ricadute sulle casse della regione Sicilia, ma anche sono un bel po' di soldini che la Calabria. regione dovrà mettere, diciamo, non dico di tasca, ma stornare da altre spese. Esattamente, il problema è più che altro è quello, cioè che andrà a fare dei tagli poi la regione per coprire le spese del ponte. Differenziata, Piccolo e Bello, Catania e Palermo però arrancano Legambiente, la Sicilia sulla strada giusta per quanto riguarda la raccolta differenziata, che però a quanto pare va meglio nei piccoli centri. Esatto, i piccoli comuni sono i più virtuosi, le grandi città ancora faticano, soprattutto Catania e Palermo. Il processo strage Borsellino sul depistaggio, si attende la verità dei primi pentiti. Poi c'è una notizia che invece è di carattere nazionale: l'omicidio di Saman, padre e madre sono stati condannati all'ergastolo, ma ricordiamo che la madre è latitante. E ancora nel taglio basso vediamo per quanto riguarda il governo, ok in Consiglio dei Ministri ai decreti fiscali, incentivi per fare rientrare in Italia le attività delle imprese e i cervelli, ad agosto e dicembre non si pagano le tasse. Questa è una misura appunto del governo per cercare di fare rientrare i nostri cervelli in fuga, come si suol dire. Il caso della Ferragni ancora è vivo, perché dopo il Pandoro arriva anche l'uovo di Pasqua. Ferragni nella tempesta, poi vedremo sulla stampa nazionale. Vediamo la prima pagina invece della Sicilia, della provincia di Catania. A Natale spesso si torna a parlare, è un tema che è sempre vivo, però si torna a parlare soprattutto nel periodo delle feste, nei periodi freddi dell'anno, posti letto per i senza fissa dimora. L'emergenza freddo spinge la Caritas ad attivare svariati servizi per chi è in difficoltà, dalla distribuzione dei farmaci alla vaccinazione, ma anche un luogo in cui cenare, lavarsi e dormire. Questo è l'impegno appunto della Caritas, proprio per chi non ha una casa, un tetto. Poi fiamme in una nave ormeggiata, siamo al porto di Catania, restano intossicati in modo lieve 3 componenti dell'equipaggio. E anche qui troviamo la notizia di questo giovane che muore dopo l'incidente stradale, questo giovane che arrivava dal Gambia, prelevati gli organi. Cannizzaro proveniva appunto dal Gambia, aveva espresso la volontà di donare nel documento di identità. Diffamò Enzo Bianco, l'ex sindaco di Catania, su Facebook e adesso deve pagare 1.000 euro di multa. Ancora, vediamo altre notizie, non si ferma la protesta degli studenti del Ferrarin, oggi corteo in via Etnea, gli studenti che dicono no all'accorpamento con il nautico. Poi andiamo adesso a vedere il giornale di Sicilia. Anche qui la finanziaria in primo piano, le imprese sono in pressing, fate presto, il nodo degli 800 emendamenti all'ARS, l'appello di industriali, costruttori, artigiani e coltivatori, l'esercizio provvisorio bloccherebbe la spesa. Fondi dirottati per il ponte sullo Stretto e attacco alla Sicilia. Primo via libera al Senato al prelievo di 1,3 miliardi di finanziamenti regionali e c'è l'ira delle opposizioni. E poi venerdì sciopero di Natale, fermi turismo e commercio. La protesta indetta dai sindacati confederali per il rinnovo del contratto di lavoro e per chiedere l'adeguamento all'iperinflazione. Prevista una manifestazione venerdì appunto anche a Palermo. Vediamo in questa fotonotizia a cui dedica appunto la prima pagina il giornale di Sicilia. Tomasi di Lampedusa entra nel Pantheon. Le spoglie dell'autore del Gattopardo traslate a San Domenico. Il trasferimento a febbraio. Cresce la pressione per spostare anche i resti di un altro romanziere illustre come Luigi Natoli. Sarà costituito un comitato cittadino per avviare una raccolta firme.
Vediamo altre notizie, la Ferragni in alto con i suoi guai dopo il Pandoro l'uovo di Pasqua, l'omicidio di Saman, l'ergastolo per i genitori, 14 anni invece di pena allo zio, i resti di via Deliella depositati all'interno di un parco pubblico, tanti indizi portano a Villa Trabia, il gioiello Liberty abbattuto negli anni 50. Ancora si parla di Matteo Messina Denaro, affari e delitti, all'ombra del boss, confiscati i beni tra Trapani e Palermo. Vediamo anche la prima pagina velocemente della Gazzetta del Sud, l'apertura, Sicilia impressi, il pressing delle imprese. Si teme l'ostruzionismo e il deleterio ricorso all'esercizio provvisorio, tutte le organizzazioni produttive dell'isola incalzano l'ARS perché si voti al più presto la finanziaria. Le opposizioni vorrebbero l'esercizio provvisorio per avere anche più tempo, però le imprese invece dicono andate avanti velocemente perché si rischia insomma di perdere tanto, soprattutto per quanto riguarda la parte produttiva della nostra regione. Allora, ci occuperemo ovviamente anche di questo nel corso dei nostri telegiornali, anche della finanziaria regionale. Adesso ci fermiamo, fra poco torniamo però per avere anche indicazioni dai quotidiani nazionali su quelli che sono i temi della nostra Italia, ma anche di quanto accade anche nel resto del mondo, sempre con Emanuela Corsi. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, adesso vado ad leggere dalle agenzie un'ultima ora. Picchiata per anni davanti ai figli e in occasione a causa delle percosse la donna ha perso il feto che portava in grembo, maltrattamenti, vessazioni, minacce di morte che non sono mai state denunciate, almeno fino a qualche giorno fa, quando questa donna è finita al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. I medici hanno diagnosticato ferite e lesioni riconducibili a dei maltrattamenti familiari, hanno chiamato il commissariato e hanno poi avviato quindi le indagini e ricostruito che la donna era vittima di atti di violenza da parte del marito, anch'esso extracomunitario, quindi si tratta di una donna extracomunitaria. L'uomo adesso diciamo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, mentre la donna e i figli sono in una casa protetta. Parleremo fra non molto di codice rosso nel corso della nostra mattinata. Torno da te, Emanuela. Sì, purtroppo questo è un tema che è sempre attuale e mi ricollego proprio a questa notizia, a quest'ultima ora che hai appena letto, perché invece non è andata ancora peggio a questa donna di 26 anni, anche lei era incinta, è stata uccisa a Treviso. Aveva denunciato per stalking l'assassino, l'aggressione in casa con un coltello. È stato fermato un 41enne, ma non si tratta del marito. Allora, vediamo questa vicenda, il delitto con 7 coltellate al torace. Lei si chiamava Vanessa Ballan, abbiamo detto di 26 anni, è stata uccisa nella propria abitazione con 7 coltellate al torace dopo essersi difesa strenuamente. Il corpo della donna è stato trovato dal compagno, i carabinieri lo hanno sentito in caserma, ma hanno escluso un suo coinvolgimento appunto in questo femminicidio. E poi invece chi era il responsabile? È stato fermato questo 41enne kosovaro che era cliente del supermercato di Castelfranco dove lavorava questa giovane. La donna lo aveva denunciato per stalking, quindi in questo caso l'assassino non era tra le mura domestiche, ma era un ragazzo che si era invaghito di questa donna. Lui era un cliente appunto del supermercato, al punto da ucciderla, e tra l'altro come abbiamo letto era anche in dolce attesa, quindi una doppia tragedia. Andiamo a vedere, era la pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere quindi la prima pagina. Vediamo intanto il caso del femminicidio qui in questa fotonotizia. Nel Trevigiano, 7 coltellate, fermato un 40enne, Vanessa uccisa in casa, aspettava un bambino. Altre notizie, l'apertura, spiragli di tregua a Gaza, quindi Medio Oriente, Israele apre alla pausa umanitaria, si cerca l'accordo per il rilascio di ostaggi, negoziati all'ONU, minacce intanto alle navi nel Mar Rosso. Anche l'Italia, come abbiamo visto nelle ultime ore, farà parte di questa coalizione anti-Houthi. Poi ancora
l'intervista a David Cameron, il ministro britannico: cessate il fuoco, non ora, non è il momento di cessare il fuoco, lascerebbe in piedi Hamas. Questa è la posizione appunto di David Cameron. E ancora l'Egitto, invece, il terzo mandato di Al-Sisi e le nostre colpe. Patto di stabilità, cambiamo argomento, intesa vicina, ma Roma rimane prudente, annuncio di Parigi e Berlino. Intanto, per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, stiamo andando verso la quinta rata. E poi il nodo del superbonus che non è stato inserito nella manovra finanziaria, ma c'è Forza Italia che sta premendo per avere una proroga, soprattutto per i lavori dei condomini che sono già a buon punto al 70%. Il superbonus, una proroga, non è sanatoria, appunto parla Tajani. E altra fotonotizia sopra il caso di femminicidio, un altro femminicidio, il delitto di Saman, ergastolo ai genitori. Lo zio è stato condannato a 14 anni, assolti i cugini. E poi vediamo anche la storia di Chiara Ferragni, che è finita nella bufera per questa presunta beneficenza. Dopo il Pandoro, l'uovo di Pasqua, nuove accuse appunto contro Ferragni. Andiamo a vedere la Repubblica di oggi, che apre invece con la riforma della giustizia. Stampa, ritorna il bavaglio. La maggioranza con Italia Viva e Azione vota un emendamento che vieta ai giornali di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare. La legge è passata alla Camera con 160 sì e 70 no. Nuove accuse di Crosetto ai magistrati. Le regole le fa lo Stato, non i PM. E poi il premierato, basta il 40% per vincere, Zingaretti, dice la destra, preoccupa. Anche qui il femminicidio di Vanessa, incinta e uccisa a coltellate, preso il killer, lei lo aveva denunciato e subito sotto Saman, ergastolo ai genitori, ma 14 anni allo zio assassino. Nel taglio alto invece la MES, intesa sul patto di stabilità, ma il governo frena. Riforma dell'Unione Europea, blitz franco-tedesco, e questo retroscena l'annuncio che spiazza appunto Meloni: stupore, fastidio, smarrimento per il metodo prima che per il merito. Giorgia Meloni non può gradire che l'annuncio sulla riforma del patto di stabilità appunto arrivi senza coinvolgere Roma. Dall'estero, Israele ad Hamas, settimana di tregua per 40 ostaggi. E poi la bufera, Ferragni dopo il Pandoro, accuse appunto sulle uova di Pasqua. Andiamo a vedere questa notizia di apertura all'interno di Repubblica, pagina 2, il centrodestra vara la legge bavaglio, vietato pubblicare gli atti degli arresti. Mediazione in maggioranza sull'emendamento del centrista Costa che proibisce di riportare l'integrale o stralci delle ordinanze di custodia cautelare fino al termine dell'udienza preliminare. Questa è una cosa che riguarda soprattutto noi nel nostro mondo dell'informazione. Il testo passa anche con i voti di Italia Viva e Azione. E poi un colpo di mano che spaccia per riforma il funerale della libertà, scrive sempre Repubblica. Questo tema lo troviamo anche su un altro quotidiano, vediamo se riesco, ecco qui il Giornale, che invece scrive così: giustizia e stampa, passa la legge anti-gogna, stop ordinanze sui giornali, quindi la diversa visione appunto di questa misura. La Camera ha detto sì all'emendamento di Azione che vieta di riportare il testo integrale o anche solo stralci degli atti di un procedimento fino al termine dell'udienza preliminare. Il testo appunto incassa 160 sì. E restiamo sempre sul Giornale perché intanto a proposito di assalto giudiziario, ecco, in cella la famiglia Renzi, i genitori di Renzi sono stati chiesti 5 anni per loro, questa è la richiesta del PM Luca Turco.
loro sono Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori di Matteo, che sono a processo a Firenze per la bancarotta di alcune cooperative. Loro operavano nel mondo della beneficenza, appunto alcune associazioni che si occupavano di beneficenza. A proposito di beneficenza, la Ferragni, altri guai. PM pronti ad indagare dopo il Pandoro, la vediamo qui con le uova di Pasqua appunto firmate, Chiara Ferragni. Andiamo a vedere ancora La Stampa, la prima pagina. Patto di stabilità, c'è l'accordo, intesa tra Francia e Germania, oggi l'Ecofin, sì di Giorgetti, ma serve il via libera della maggioranza. Magistrati, nuovo affondo di Crosetto, via intanto alla legge Bavaglio, vietato pubblicare le notizie sugli arrestati. Donne sopraffatte, a centropagina la fotonotizia dedicata intanto all'ultima vittima, Vanessa, 27 anni, accoltellata dall'ex amante davanti a casa, era incinta, il killer era in fuga. E poi ancora altre due storie, Francesca, quell'inferno in famiglia, Saman, ergastolo a papà e mamma, questo per restare nel tema di donne vittime di violenza ma anche uccise appunto dagli uomini. Abbiamo il tempo per un'ultima prima pagina. Allora andiamo a vedere, ecco Libero che è da giorni che batte sulla, insomma che mette in risalto la Ferragni dalle uova d'oro. Ieri era il Cine Pandoro il titolo, la beneficenza finita in lacrime, Pandoro Gate, la procura di Milano verso l'apertura di un fascicolo, nubi su Chiara anche per una promozione di dolci di Pasqua. Ma poi vediamo a confronto due immagini, da un lato la Ferragni, dall'altra Soumahoro. Indagine della Camera su Soumahoro e l'uomo del PD. Queste sono due foto prese dai due video che entrambi pubblicarono. Lei non appena ha chiesto scusa per la storia del Pandoro, lui non appena la moglie e la suocera sono finite in un'indagine appunto per aver insomma preso distratto fondi, diciamo, illecitamente, sì, erano fondi per l'accoglienza che poi sono finiti invece in borse, viaggi e lusso. Grazie Emanuela, Grazie torneremo da te fra non molto, intanto noi facciamo una breve sosta e poi torneremo in studio per trattare il primo dei temi di questa mattina. Parleremo dei tantissimi incidenti stradali mortali che provocano tanto dolore in seguito alle morti anche di giovanissimi. Fra pochissimo. Bentrovati a un nuovo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo, giornata di mercoledì, che vedrà condizioni di stabilità su molte zone d'Italia, in un contesto però di variabilità per infiltrazioni di aria umida in quota. Sulla Sicilia, difatti, tra sole e nubi sparse, non escludiamo qualche precipitazione sulla parte orientale dell'isola, soprattutto il Messinese. Clima ventoso, Mar di Sicilia e Mar Ionio, mossi, specie in serata. Le temperature un po' fredde di notte sulle aree interne, massime tra i 14 e i 18 gradi sulle località di mare. Diamo poi uno sguardo alla tendenza per la giornata di giovedì, sempre tra sole e nubi sparse, qualche locale fenomeno non escluso sul Palermitano. Però appunto sarà una giornata abbastanza buona ma ventosa, venti tesi di maestrale. Le temperature non subiranno grandi variazioni, le minime sempre fredde sulle aree interne, le massime mediamente tra i 13 e i 16 gradi sulle zone di mare. Tutti i dettagli precisi e gli approfondimenti sull'app di Trebi Meteo. Abbiamo tagliato le verdure e le abbiamo messe qua. Assaggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa qua? Ma che tutti i giorni su Antenna Sicilia. Questa roba qua. Avete visto l'appuntamento tutti i giorni su Antenna Sicilia con C'è chi lavora e cotta, poco prima dei telegiornali, dell'ora di pranzo e della cena. Prima però di presentarvi i primi ospiti di questa mattina c'è un'ultima ora, perché c'è stata una scossa di terremoto con una magnitudo compresa tra 3,6 e 4,1 della scala Richter. Si è verificata nell'area dello stretto di Messina esattamente alle 7:49.
ad una profondità di 13,9 km. Lo ha reso noto l'INGV, in particolare il sisma è stato avvertito sulla costa calabra, sono in corso delle verifiche per accertare eventuali danni a persone o cose. Bene, questa è un'ultima ora, adesso il primo dei nostri temi, il primo degli argomenti che affrontiamo stamattina a Buongiorno Sicilia, il tema dei troppi, numerosi, tantissimi incidenti stradali, spesso mortali, che poi provocano dolori in particolare alle famiglie. Spesso le vittime sono giovanissimi, l'ultimo un ragazzo di 16 anni proprio a Catania. Per parlare di questo tema ho in collegamento, e la vedo già collegata con noi, Silvia Frisina, che è la vicepresidente dell'Associazione Familiari Vittime della Strada. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori di Buongiorno Sicilia. Grazie per aver accettato il nostro invito. In studio con me c'è invece Pietro Crisafulli, che è il presidente dell'Associazione Sicilia Risvegli Onlus. Buongiorno. Esattamente, buongiorno a voi. Buongiorno, allora la nostra regione e poi soprattutto la città di Catania risulta essere diciamo tra le città, Catania, tra la regione e la Sicilia, quella con il maggior numero di vittime sulla strada. Nel 2022 ci sono stati 52 morti, parliamo della città di Catania, 45 erano state nel 2021. Abbiamo un dato che ci riporta al 2023 aggiornato a quello che è successo negli ultimi... Innanzitutto del 2022 abbiamo avuto 56 morti, perché ovviamente ci sono persone che rimangono, diciamo, anche in coma e successivamente muoiono anche dopo l'evento. Quindi questo è un dato aggiornato del 2022. Aggiornato. I morti, come sappiamo, purtroppo a Catania è terribile quello che sta accadendo, soprattutto sulle strade, per l'incuria delle strade, delle segnaletiche, delle buche che abbiamo. Tanti giovani stanno perdendo la vita Adesso ci arriviamo a questo. Sappiamo che la situazione è difficile e complicata, spesso però mi preme sottolineare non è soltanto responsabilità delle strade, del cattivo stato delle strade, perché molte volte incide l'alta velocità, molte volte incide anche il mancato rispetto di quelle che sono le regole del codice della strada. Fra poco torno da lei, vado adesso da Silvia Frisina. È davvero un dramma quello che vivono le famiglie a seguito di questi terribili impatti, di questi terribili incidenti. Non so se ci sente. Non la sento un po' a tratti. Mi sento a tratti. Diciamo, questi incidenti poi provocano dei traumi profondi, difficili da accettare dalle famiglie, da diciamo, poter in qualche modo, non dico assorbire, però convivere è difficile con questo dolore. Ma guardi, forse il primo trauma è quello che sottolineava poco fa tra le righe Crisafulli, nel senso che quando appunto ha detto non sono 52, sono 56 morti. Perché? Perché per l'Istat le vittime della strada vengono considerate fino al 30°, quindi i decessi fino al 30° giorno dall'evento. Chi muore dopo il 30° giorno, dal 31° giorno in poi, non sarà più neanche un numero, e questa è una cosa gravissima. È forse la prima ferita, il fatto di non aver riconosciuto lo status di vittima, e purtroppo le famiglie devono convivere con un dolore enorme, che poi non è solo dei familiari più intimi, è si scatena una catena di dolore, è degli amici, è della comunità intera. Ogni volta che muore una persona è la stessa comunità che ci rimette. Volevo tornare da Crisafulli, perché dicevamo prima che certamente molto spesso sono giovani. Tantissimi sono i giovani, basta ergastoli del dolore, perché in prima persona vivo anch'io un ergastolo di dolore. Come sapete, mio figlio Mimmo aveva 25 anni, papà di 2 bambini, cui però a Catania nel 2017 è stato ucciso in un incidente stradale, e perciò con la nostra associazione Vittime della Strada Sicilia Risvegli cerchiamo di fare qualcosa di concreto per aiutare soprattutto le famiglie
Per questo abbiamo urlo tutti i giorni di avere un incontro con l'istituzione. Sono anni che chiediamo un incontro con l'istituzione, sia con i precedenti e sia quello attuale, che fino ad oggi non abbiamo ricevuto risposta. La signora in collegamento da Milano sa benissimo che anche l'articolo 208 prevede dei proventi dalle multe, una percentuale vanno destinati alla sicurezza stradale, alla viabilità, alle segnaletiche, cose che da tanti anni con la nostra associazione abbiamo scritto all'amministrazione comunale e mai abbiamo avuto un incontro. Magari diciamo adesso questa amministrazione è relativamente giovane, si è insediata da ma non vorrei, mesi, non vorrei che fosse come le precedenti, perché ovviamente gli appelli sono stati fatti negli anni, non è una cosa nuova. Non spetta a me fare l'avvocato di nessuno. No, io mi auguro che veramente possiamo riuscire a fermare queste stragi, perché è quotidianamente chi per la velocità, chi parla al cellulare, chi non rispetta i segnali di stop, chi passa col semaforo rosso, quotidianamente tante famiglie vivono anche il dramma del coma, perché tantissime persone non muoiono, ma muoiono successivamente, come diceva. Oppure se si salvano poi conducono una vita permanente, come abbiamo visto anche nel caso che ho avuto sempre io sono anche il fratello di Salvatore, tantissimi anni in coma, in stato vegetativo, perciò ne ho passate, diciamo, di cotte e di crude, per questo rappresentiamo anche l'associazione per aiutare le persone che vivono in stato di coma. Quelli che stanno in coma, sì. Torno di nuovo da Silvia Frisina, perché questi incidenti stradali avvengono molto spesso anche e soprattutto nelle ore notturne, quando magari si pensa che sulle strade non ci sia nessuno, e allora magari adesso in generale o si è bevuto un po' troppo e quindi ci si mette alla guida, o si è distratti perché si pensa di voler arrivare presto a casa, o perché magari c'è un semaforo che non funziona e magari non dà la giusta precedenza, o perché non si rispetta questo semaforo. Insomma, le cause sono davvero tante. Ma avete un quadro chiaro dove sono i luoghi, è il centro della città, sono i centri urbani a provocare questi incidenti stradali mortali in particolare, oppure avvengono anche su strade ad alta velocità, oppure avvengono all'esterno della cintura, diciamo, del centro abitato? Dove avvengono i maggiori incidenti e quelli più, diciamo, più duri, più forti, più violenti? Paradossalmente quello che diceva lei, il fatto che di notte ci si senta più, tra virgolette, anche paradossalmente al sicuro, è la stessa cosa che è accaduta durante il Covid. Mi spiego meglio. Durante il Covid gli incidenti per forza di cose sono calati, perché ovviamente eravamo chiusi in casa. Esatto. Ma gli incidenti che accadevano erano molto più violenti. Perché? Perché le strade erano libere, ci aspettavamo meno traffico, di conseguenza mettavamo in atto, per questo il comportamento umano è all'origine del 94% dei casi di incidente stradale, quindi mettavamo in atto dei comportamenti ancora più rischiosi, ancora più pericolosi, ancora più scorretti. Il problema è rappresentato proprio dalle strade urbane ed extraurbane. Abbiamo registrato un aumento dell'incidentalità sulle strade extraurbane. Le strade urbane da anni detengono purtroppo il triste primato di mortalità stradale. Sulle autostrade siamo andati un pochino meglio, forse anche perché abbiamo dei sistemi come ad esempio il Tutor che riescono in qualche modo a limitare la velocità. Ma quello che voglio sottolineare è che all'origine della maggior parte degli incidenti stradali, il 94% dei casi, c'è il comportamento umano. Ci sono le nostre infrazioni, il mancato rispetto delle regole. Quindi se noi iniziamo a lavorare seriamente su una nuova cultura della sicurezza stradale, quel numero di morti, quel numero di vittime, di feriti, come sottolineava Crisafulli, anche la nostra associazione nasce proprio da un fatto così triste. Avere una persona in stato di coma vegetativo per una famiglia non è assolutamente cosa facile, anche perché purtroppo poi bisogna combattere anche con la carenza dell'aiuto delle istituzioni. Quindi insomma, ecco, ci sono tanti aspetti che spesso vengono sottovalutati, ma che interessano molti ambiti della vita. E noi stamattina lanciamo da qui un appello alle istituzioni perché si possa quanto prima avere un confronto
un confronto e magari prendere delle decisioni, perché Catania piange 2 giovanissime vittime a distanza di poco tempo. L'ultimo, Michael Ruggeri, 16 anni. Ma anche la stranezza del caso, la scorsa settimana. che non ne hanno parlato nessuno, le informazioni della polizia che non comunicano agli organi di stampa. Molte volte avvenendo... Questo ragazzo siamo stati, diciamo, costretti a pubblicare la nota e annunciare questa triste realtà di questo ragazzo. Ma molte volte ci sono delle indagini in corso e magari gli investigatori in qualche modo prima cercano di capire qual è stata la dinamica. Abbiamo parlato tanto di Chiara Adorno, che è stata travolta sulla circonvallazione di Catania. Insomma, sono fatti che evidentemente tutti noi vorremmo che non capitassero. Dobbiamo collaborare con le istituzioni, dobbiamo fermare questi ergastoli, perché questo è un ergastolo di dolore che si porta a vita la famiglia. Ecco, e dobbiamo fare qualcosa, noi lo facciamo tantissimo a Catania, anche con la proiezione del film La voce negli occhi, nelle scuole cerchiamo di sensibilizzare l'opinione pubblica, soprattutto partire dalle scuole e sensibilizzare i ragazzi, perché veramente quello che si vede a Catania, persone con il cellulare, è veramente incredibile. Insomma, bisogna... L'appello, secondo me, al di là delle istituzioni, andrebbe rivolto anche a chi si mette su un mezzo, che possa essere a 2 ruote, che possa, nel caso recente di Catania, è stata una ragazza travolta prima da uno scooter, poi da un'automobile, e poi fino agli automobilisti, a chi guida dei mezzi ancora più pesanti, che spesso... Tante persone sono al cellulare, lavorano su dei mezzi e spesso magari fanno quelle attività. Le forze dell'ordine dovrebbero fare più controlli, effettivamente. Ma si era parlato anche di un inasprimento delle pene. Ma noi abbiamo avuto un contatto anche con i politici nazionali, abbiamo avuto risposte dal Presidente della Repubblica, dalle parole bisogna passare ai fatti. Purtroppo vivere personalmente questo ergastolo, diciamo, la famiglia, e poi essendo anche abbandonata dalle istituzioni, perché è tutta una cosa, diciamo. Ecco, però diciamo che accanto alla repressione, visto che siamo in un periodo in cui si parla tanto di educazione, forse dovremmo rieducare tutti quanti sotto tanti aspetti. Si parla nel caso della violenza sulle donne, ma anche per quanto riguarda la guida, forse ci vorrebbe più educazione stradale, quindi pensare ma noi lo facciamo mobilitazione, facciamo la giornata mondiale. Però bisogna in qualche modo abbiamo realizzato la prima panchina bianca in Piazza Palestro dedicata a Salvatore Ammimmo e a tutte le vittime innocenti uccise sulle strade, proprio in modo che le persone possano sedersi e un momento di riflessione. Allora, io rifaccio l'appello, vorremmo un incontro con il sindaco Enrico Trantino. Ok, sindaco, noi ovviamente crediamo che lei, ascoltando e seguendo la nostra trasmissione, accolga questo appello di Pietro Crisafulli. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Devo ringraziare anche Silvia Frisina, che è il vicepresidente dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada, Crisafulli, che invece è il presidente dell'Associazione Sicilia Risvegli Onlus. Grazie. Mi auguro che, non dico prima di Natale, ma subito dopo, con l'inizio dell'anno, ci possa essere questo confronto. Ci dobbiamo fermare, fra poco torniamo con un altro tema piuttosto diciamo sentito, è quello della violenza sulle donne. Si parla di codice rosso e di quello che l'ASP di Catania e non solo, le ASP d'Italia fanno in soccorso di chi è vittima proprio di queste violenze. Fra pochissimo. Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. In studio con noi Sonia Mazzeppi, buongiorno. Dirigente psicologo e referente Codice Rosso dell'ASP di Catania. L'ASP di Catania, così come tutte le ASP d'Italia, si è dotato di un ufficio che è previsto anche dalla norma nazionale per combattere il fenomeno della violenza sulle donne, che è una violenza che affonda radici lontane. Abbiamo visto stamattina, abbiamo letto ad Agrigento una coppia di extracomunitari, la donna picchiata per anni, non aveva mai denunciato il compagno, il marito, adesso è finita in ospedale, ha perso anche il feto che aveva in grembo. E quindi sono le famiglie che vivono questo dramma, lo vivono anche i minori, i piccoli, i bambini che vivono in queste case. Cosa fate voi di concreto per aiutare, cercare di sostenere e supportare queste donne, che spesso però, abbiamo detto, non denunciano molto spesso?
Allora, come diceva lei, l'ASP di Catania ha all'attivo una procedura aziendale che è prevista dalle linee guida per le aziende ospedaliere a livello nazionale dal 2018. Tuttavia noi come azienda abbiamo già attivato, ecco perché la nostra procedura è un po' differente rispetto alle altre, già dal 2016, quindi prima dalla messa a regime delle linee guida, abbiamo sperimentalmente presso il pronto soccorso del nostro presidio ospedaliero di Acireale attivato una procedura aziendale che ha previsto all'arrivo della donna in pronto soccorso un'attivazione di un team specialistico che oltre alle consulenze mediche ha inserito la figura dello psicologo e dell'assistente sociale. Questa attivazione sperimentale che abbiamo fatto, ripeto, prima delle linee guida nazionali ci ha permesso poi di mettere a regime tutto quello che è stata la procedura in tutti i nostri 7 ospedali dell'ASP, quindi questo è importante dirlo anche perché le persone devono sapere quando vanno, dove vanno e quello che trovano, come possono essere aiutate. Quindi che sono Acireale, Giarre, Paternò, Biancavilla, Caltagirone, Bronte e Militello, quindi in tutta la provincia noi abbiamo un team di professionisti altamente specializzati e formati sulla gestione dei casi di violenza che all'interno hanno in pronta disponibilità, quindi nei notturni e nei festivi dove purtroppo sono i momenti in cui si registrano maggiormente i casi di violenza, uno psicologo ed un assistente sociale in pronta disponibilità. Vuol dire questo che nel momento in cui la donna operativamente arriva in pronto soccorso viene gestita e accolta non solo dall'equipe medica ma anche da uno psicologo, un assistente sociale che si occuperanno dell'accoglienza, dell'ascolto, della valutazione del trauma che quella donna ha in quel momento, quindi da un lato l'accoglienza e la valutazione dello stato emotivo e contestualmente tramite la consulenza sociale l'attivazione della rete interistituzionale per la messa in protezione poi della donna e dei figli, perché spesso arrivano anche con figli minori a seguito. C'è una stanza dedicata. Abbiamo proprio in tutti gli ospedali dell'ASP la cosiddetta stanza rosa, una stanza dedicata ubicata in una posizione particolare perché la norma prevede tra l'altro che la stanza debba avere un doppio accesso. Perché questo? Perché spesso la donna arriva accompagnata dal carnefice, quindi non è detto che spesso ci sia una violenza esplicita, quindi una riferita violenza, ma una sospetta violenza. Magari la donna ti dice che è caduta dalle scale, ad esempio, ma il tipo di lesione non è compatibile invece con quello che racconta, perché spesso sono appunto accompagnate da questi carnefici, per cui diventa importante che ci sia uno psicologo esperto rispetto alla comprensione non solo degli indici di violenza dichiarati, ma di quelli non dichiarati che noi decodifichiamo anche attraverso il canale non verbale della comunicazione o dei non detti. Questo durante la fase dell'emergenza. Questo è il vostro intervento che Sì. risulta essere tempestivo, chiamiamolo così. Sì. Quanto più tempestivo è, evidentemente quanto più è efficace nell'attivare determinati meccanismi che sono quello del codice rosso, cioè capire prima possibile che cosa sta succedendo, protegge e mette al riparo la donna o la vittima di violenza in questo caso da ulteriori conseguenze. Ha colto perfettamente quello che è stato il significato del nostro intervento, la tempestività. Infatti proprio l'esperienza clinica ci ha permesso di individuare il fatto che se più tempestivo è l'intervento, quindi se la donna al momento dell'arrivo riesce a raccontare come se esiste una golden hour, no? Quindi in quel momento arriva, nell'immediato si è visto che la donna è disposta a raccontare quello che è accaduto e quello che ha vissuto. Più tempo passa, più si dilata l'intervento e la presa in carico, più difficile è. Chiaramente. Tra l'altro noi contestualmente alle dimissioni del pronto soccorso attiviamo anche una rete territoriale, perché presso i nostri consultori familiari che sono deputati proprio alla gestione e alla presa in carico dei casi di violenza di genere, alle dimissioni offriamo l'opportunità di proseguire il percorso presso i consultori familiari per l'elaborazione del trauma subito e per sostenerle durante il percorso di fuoriuscita dalla violenza. Ma un'altra cosa importante è che non è detto che i casi di violenza arrivino sempre al pronto soccorso in urgenza. Ci sono delle situazioni, lei accennava prima
al fatto di cronaca di stamattina, che invece si protraggono nel tempo e le donne spesso non denunciano, non parlano. Ecco, ci si può anche recare presso i consultori familiari del nostro territorio, che in maniera anonima e riservata accoglieranno la donna e la supporteranno nel comprendere meglio qual è la situazione, nel gestire il disagio per accompagnarla poi nel percorso di fuoriuscita dalla violenza. Ci sono dei dati Istat che fanno riflettere parecchio, perché secondo quanto riporta l'Istat il 31,5% delle donne di una fascia che vanno dai 16 ai 70 anni, qualcosa come quasi 7 milioni di donne, ha subito nel corso della propria vita qualche forma di violenza, fisica anche sessuale. Il 20,2%, cioè quindi 4 milioni e mezzo circa, ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale. E sono numeri terribili da questo punto di vista, cioè, è come se praticamente tutte le donne, di fatto, cioè un terzo delle donne del nostro paese subisce violenza. Che tipo di feedback si ha? Cioè, rispetto a questi dati, poi effettivamente le denunce, torniamo sempre a quello, quante arrivano? Cioè, arrivano sempre in ritardo forse le denunce, sempre successive. Purtroppo la problematica della violenza è grossa ed è complessa da sradicare, perché è un fenomeno che ancora ha un'impronta fortemente culturale, c'è un pregiudizio culturale importante e spesso purtroppo anche le donne che si ritrovano vittime di violenza fanno fatica a denunciare, ma per una serie di difficoltà che sono da una ipotetica dipendenza affettiva che ci può essere, ma anche al contrario spesso da una dipendenza economica, perché spesso la dipendenza economica, la non autonomia porta la donna a rimanere intrappolata in una situazione che non le dà via d'uscita. Quindi costretta a subire, anche quindi sono tante le motivazioni che poi le donne, di figli, la preoccupazione ancora della presenza di figli minori, che qualcuno le possa allontanare dai figli, quindi per questo essere ascoltate e supportate da personale qualificato che li fa riflettere su quelli che sono i possibili scenari e le possibili aperture e strade che si possono costruire insieme, aiuta a comprendere meglio, perché spesso ancora c'è anche tanta disinformazione su quello che si può fare, su quello che possono fare, ci sono anche dei pregiudizi rispetto a quelle che possono essere le nostre figure specialistiche, quindi anche lavorare sulla sensibilizzazione e sull'informazione è importante. Un'altra cosa fondamentale dal nostro punto di vista è che noi stiamo portando avanti anche la sensibilizzazione e la prevenzione all'interno delle scuole, proprio perché i fenomeni di violenza stanno aumentando, perché viviamo in una società violenta e la nostra procedura prevede anche degli interventi, e noi già lo stiamo facendo, di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole, proprio sull'educazione all'affettività e sulla prevenzione della violenza, quindi la promozione della cultura della non violenza, già a partire dalla scuola primaria, perché tutto quello che noi stiamo vivendo ci ha portato anche ad osservare che anche tra gli adolescenti e spesso tra i bambini si attivano già delle dinamiche sulle quali dobbiamo intervenire per tempo, perché essere consapevoli, conoscere, far conoscere alle ragazze e ai ragazzi, no? Quelli che possono essere i fattori di rischio, gli indicatori di rischio, probabilmente non risolve il problema, ma certamente una maggiore conoscenza aiuta. Allora, grazie dottoressa per essere stata con noi stamattina. Grazie a voi. Purtroppo il tempo è davvero il solito tiranno, lo chiamiamo così, però abbiamo cercato di chiarire qual è il vostro lavoro, che è preziosissimo. Ci sono i consultori a disposizione, ci sono i posti al pronto soccorso attivi 24 ore su 24. Chi ascolta la nostra trasmissione, chi ha necessità, può certamente rivolgersi a voi che siete dei professionisti, che potete in qualche modo aprire la porta verso un mondo nuovo, sicuramente più sereno e non fatto di violenze quotidiane, purtroppo, per molte donne che sono, diciamo, intrappolate in questa prigione, diciamo così, da tantissimo tempo. Grazie alla dottoressa Sonia Mazzeppi, che è dirigente psicologo e referente del Codice Rosso dell'ASP di Catania. Buon lavoro, perché
e tanto il lavoro purtroppo che avete, purtroppo dico io. Tanto ci abbiamo creduto, ci crediamo e lo facciamo con passione e motivazione tutto il nostro team. E si vede e si sente. Allora, ci fermiamo ancora, torniamo, stavolta cambiamo però completamente tema, parleremo delle prossime feste, parleremo soprattutto dei vini che le nostre tavole, che non potranno mancare sulle nostre tavole in occasione dei pranzi, delle cene, insomma, dei momenti conviviali di queste feste, Natale, chiaramente Capodanno. A fra pochissimo. Di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, stavolta parliamo di quelli che sono dei prodotti di eccellenza della nostra terra, perché ormai da qualche tempo la Sicilia, che già aveva certamente dei primati importanti, prosegue questa tradizione del vino. Lo esportiamo, non solo, ma lo vendiamo sul nostro territorio. Stamattina per parlare di questo, cioè delle specialità, ma anche per capire, e ci darete un aiuto, lo chiedo a Maria Carella, che è un'enologa, e Santi Natola, che è il responsabile enoturismo di Cantine Nicosia, come ci dovremmo comportare, come ci dobbiamo comportare in vista delle prossime feste, perché un bicchiere di vino per brindare può essere uno spumante, può essere, che ne so, un vino magari più corposo, diciamo così, per accompagnare questi nostri pranzi e queste nostre cene. Intanto buongiorno a Maria Carella. Buongiorno a voi. E grazie anche a Santi Natola. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo detto che si avvicinano le feste. A questo punto c'è questa guerra, no, da sempre tra gli spumanti italiani e quelli francesi, cugini d'Oltralpe, che ci fanno una grande concorrenza. Però ci spiegate qual è, perché magari a casa non lo so, io non lo so ad esempio, non sono uno specialista, ma qual è la differenza tra lo spumante italiano e lo champagne francese? Perché loro hanno lo champagne. Allora, diciamo che in questo momento sicuramente il comparto vitivinicolo siciliano sta vivendo un momento di grande crescita, è uno dei comparti più importanti dal punto di vista economico. All'interno di questo comparto certamente c'è una fetta di produzione molto importante che sta crescendo, che è quella della produzione degli spumanti. In Sicilia oggi sono 80 le aziende che fanno spumanti, tra cui 20-25 sull'Etna. E allora perché puntare su quello che è uno spumante siciliano e magari non uno spumante d'Oltralpe? Intanto parliamo di champagne veramente da tantissimo tempo, è un metodo classico, quindi metodo di produzione che si può fare solo nella zona dello champagne con determinate caratteristiche, quindi si fanno assemblaggi di vini base, quindi prodotti un po' più standardizzati che noi conosciamo da tantissimo tempo. Quelli che sono i prodotti siciliani invece chiaramente hanno una produzione molto più recente, molto più moderna, in particolar modo sull'Etna, ma hanno delle caratteristiche uniche perché unico è il territorio da cui provengono, quindi ovviamente parliamo di importanti altitudini, quindi siamo dai 500 fino ai 1000 metri sul livello del mare, parliamo di sabbie vulcaniche, quindi continue colate laviche che differenziano anche un po' quella che è la formazione del terreno e elementi minerali che conferiscono delle caratteristiche particolari poi al prodotto finale, al calice. Parliamo di esposizione, parliamo di condizioni climatiche, di un vulcano, quindi un luogo che si trova soltanto qui, un vulcano attivo, quindi le peculiarità che si ottengono poi al calice sono particolari, quindi parliamo di vini dell'Etna come vini di eleganza, raffinatezza, una ricchezza in bocca di sapidità, mineralità, quindi vini che sono caratterizzati dalla loro personalità. Per di più quando si usano uve autoctone come per esempio il Caricanto e il Nerello Mascalese, che sono uve autoctone etnee, quindi si coltivano soltanto in questo territorio, oltre a quelle che sono le condizioni pedoclimatiche si aggiungono le condizioni del varietale, quindi uve assolutamente evocate per la produzione spumantistica che ci danno molta soddisfazione. Ma invece la differenza tra spumante e prosecco, cioè sì. Spumante c'è il brut e il dolce, e poi ecco, per esempio tra il brut e il prosecco, qual è questa differenza? Allora, il prosecco si può soltanto coltivare nella zona del Veneto, non in Sicilia, e si produce a partire da uva glera, che in Sicilia non si possono coltivare, quindi quando si parla di prosecco assolutamente non si parla di prodotto siciliano. Quindi è solo Veneto il prosecco? Solo Veneto, sì.
o comunque una parte di Friuli Venezia Stiamo Giulia. scoprendo tante cose stamattina, no? Quindi in Sicilia non dobbiamo parlare di prosecco, Assolutamente noi parliamo di spumanti metodo classico, in base al metodo di produzione possono essere spumanti Charmat, che è un metodo di produzione molto più immediato, quindi produzione con rifermentazione in autoclave, e il metodo classico, che è invece un metodo molto più lungo di produzione, quindi che prevede un affinamento sui lieviti, quindi l'attesa, e anche lì è un po' il prodotto ideale per le feste, perché c'è l'attesa della festa e l'attesa di la produzione di uno spumante dopo un periodo di affinamento sui lieviti, che certamente più sta sui lieviti maggiore è alla fine l'impatto qualitativo. Allora, volevo sentire anche Santinatola che... Allora, con lui parliamo di altro. Sì. Qui abbiamo parlato da un punto di vista tecnico, le differenze, eccetera. Però, siccome si tratta di un enoturismo, esperto di enoturismo, la Sicilia, la nostra regione, candidata, insomma è stata nominata la regione europea per la gastronomia del 2025. I nostri prodotti fanno gola, prendono per la gola anche l'Unione Europea. Che cosa abbiamo di così peculiare che poi porta Bruxelles, che sembra così lontana, no? Questa Europa per la prima volta, è la prima regione italiana, la Sicilia, ad essere identificata come la regione gastronomica per l'anno 2025. Tutte queste peculiarità, queste produzioni nostrane che evidentemente vengono apprezzate. Ma c'è tanto entusiasmo, è chiaro. La nostra è l'isola delle biodiversità, dei prodotti straordinari, dei pomodorini più buoni del mondo, dei varietali di vini, come diceva Maria, che danno un'originalità anche a quello che è la spumantistica, per esempio. Quindi abbiamo parlato di champagne, che è un vino buonissimo che si fa in Francia. In Sicilia lo produciamo anche, produciamo la stessa tecnica che si chiama spumante metodo classico, però lo facciamo con i nostri varietali, ecco, quindi non raccontiamo la Sicilia con i vitigni internazionali, ma lo raccontiamo appunto con i nostri invece varietali autoctoni, e così anche nel cibo, quindi c'è, come dire, si gioca molto a tavola, ecco, tra vitigni autoctoni e prodotti del territorio, e i turisti che ci vengono a trovare, insomma, rimangono così sbigottiti per l'abbondanza, per la varietà, per come noi condividiamo la tavola, addirittura proprio il cibo, no? Il senso del cibo ce l'abbiamo proprio noi, nostro, del DNA, ce l'abbiamo nella pelle, cioè noi siciliani quando siamo a tavola mangiamo e parliamo di cibo, è una cosa straordinaria, allora ci guardano e dicono: ma per voi è una cultura il cibo, ecco, e quindi meritate di essere una regione che spicca per questa forma culturale che appunto è il cibo e il vino, che sono effettivamente delle eccellenze. Veniamo alle prossime feste. Sì. Che cosa intanto veniamo al Natale, cominciamo Sì. con il Natale, per un pranzo di Natale, che vino possiamo portare a tavola? Ah, ma certamente un vino siciliano, a quanto su questo pare, non c'è insomma, dubbio, degli Lavoriamo spumanti, sulla metodo sostenibilità anche su classico. questo. Secondo me noi sbagliamo sempre gli abbinamenti sui vini, perché vabbè, vino, senza prestare troppo caso a quello. Per esempio, con un antipasto qual è il vino più indicato? Allora, diciamo che nei confronti, quando si tratta di un piacere, non si possono imporre delle regole, ecco, ma ci sono dei buoni abbinamenti, però qualcosa che Di funziona base. molto bene. Ecco, mi viene da pensare adesso alle tavole del Natale, per esempio, no? Alle nostre tradizioni, il baccalà fritto, ecco, la scacciata, che è la promessa di ogni Natale, con i broccoli o col cavolfiore. Ecco, lì possiamo scegliere uno spumante, o uno spumante metodo classico, quindi con questa sua nobiltà, con questa sua complessità che ci racconta appunto il territorio, che fa un po' da lente di ingrandimento, vediamo un po' il carricante, no? Che ha questa bella caratteristica, ma anche il nerello mascalese, oppure anche un bianco dell'Etna, un bianco fine, delicato, teso, acido, che ha un vantaggio, cioè quello di farci salivare, quindi crea l'acquolina in bocca, ci pulisce la bocca e ci permette appunto di accostarla ad una buona frittura. E questo praticamente ci fa mangiare di più. E ci fa venire voglia, venire soprattutto più sono anche molto leggeri. Via per il resto. Però è fondamentale quello che si diceva prima, il concetto di brut, extra brut, passe dosè negli spumanti metodo classico, perché quello va ad indicare la gradazione zuccherina nello spumante. Quindi per esempio nei nostri spumanti, Carricanto, Nerello Mascalese, sono degli spumanti con un dosaggio zuccherino, non dosati, quindi hanno una gradazione zuccherina bassissima,
per cui è fondamentale non andarli ad abbinare con un dolce, perché sennò si distrugge sia il dolce che il sapore dello spumante. Ma una volta c'era, scusa Angelo, oggi c'è anche più consapevolezza rispetto proprio nell'approccio col vino, anche di chi lo compra. Una volta c'era questa cosa che lo spumante era il fine pasto, invece oggi è quello che te lo apre. Sfatiamo questo abbiamo mito. sfatato anche questo mito. Questo è fondamentale, quindi un vino da tutto pasto. Cantine Nicosia, per questo Natale che cosa propone? Ci sono delle iniziative particolari? La tradizione a tavola sicuramente, il pranzo del 25, il pranzo di Santo Stefano, e poi si brinda. Ecco, parlavamo di posizionamento, effettivamente lo spumante sta cambiando, sembra più un prodotto più gastronomico che sta bene a tavola e si abbina bene ai prodotti, però è immancabile avere i nostri brindisi di buon augurio per il fine anno, quindi sarà protagonista, quindi brindiamo con uno spumante siciliano e perché no uno per tutto il pasto. Esatto. E ci sono delle iniziative sotto le feste? Certamente sì, saremo aperti con la nostra osteria, proporremo un bel menù degustazione, poi ci sarà musica, insomma ci divertiremo sempre guardando con un occhio alla tradizione e alla buona tavola. C'è una vostra iniziativa che grosso modo arriva in estate, a luglio, è vero? Bolle in vigna, ormai da un po' di anni, un grande successo è la festa del metodo classico Etneo, abbiamo anche la data, quindi vi aspettiamo il 24 luglio 2024 ed è un focus su quello che è il metodo classico, sia dei prodotti etnei siciliani, ma in genere si mettono anche altri prodotti fuori dalla Sicilia, giusto per vedere le peculiarità di ogni territorio. Quindi quello che ci piace raccontare è la peculiarità dei prodotti siciliani, etnei, ma anche cosa c'è fuori dalla Sicilia, quindi una conoscenza in generale del metodo classico. Grazie per essere stati con noi, grazie a Maria Carella e grazie a Santi Natola. Abbiamo parlato di vino con voi, di vini, di champagne, spumante. Fra poco parleremo di caffè con Marco Amato, che già vedo sui monitor di servizio, ma intanto ci gustiamo, fra virgolette, l'almanacco e poi torniamo per sentire e capire che cosa ci riservano le stelle questa mattina. Grazie. Se eyeliner e matite per le labbra diventano troppo morbide, un buon consiglio è di lasciarli nel frigorifero per un'ora prima di temperarli. In questo modo saranno meno cremosi e sprecherete meno prodotto. Nel 1962 la NASA trasformò il Natale in uno spettacolo cosmico. Durante una missione spaziale, gli astronauti Walter Schirra e Thomas Stafford suonarono Jingle Bells utilizzando campanellini nascosti a bordo. Fu il primo concerto natalizio nello spazio. Da che pulpito viene la predica? Questo modo di dire deriva dall'ambiente religioso, quando i preti facevano i sermoni da un pulpito, una sorta di altare, per rimproverare i fedeli. L'idea è che chi critica gli altri dovrebbe prima guardare se stesso, specialmente se è il primo a sbagliare. E allora eccoci al momento delle stelle, vado da Marco Amato con il suo caffè. Marco, stamattina abbiamo parlato fino adesso di spumanti, di vini pregiati, di champagne, adesso il caffè, quello non può mancare a quest'ora del mattino. Assolutamente no, del resto è ancora colazione, anche se uno spumantino è colazione, chissà, magari la moda imporrà prima o poi che ci sarà pure lì. Allora, andiamo a iniziare che abbiamo poco tempo oggi, per cui del resto la luna è in Ariete e fa un po' i bisticci con Mercurio, per cui non so se avete notato che la comunicazione oggi è un pochettino più su di giri, più convulsa e quindi insomma non è troppo armonica, ma sotto i riflettori delle stelle ho messo proprio un Ariete oggi, proprio perché vi volevo parlare di Calcutta, cantante indie che con le sue performance dall'album My Streaming in poi del 2015 ha collezionato un successo dopo un altro successo, non ne sbaglia una. Andare avanti e dritti come un treno è tipico del segno zodiacale dell'Ariete. Ebbene, oggi in particolare, mentre il cantante registra un tutto esaurito al Forum d'Assago e si prepara per delle nuove performance e a produrre album sempre più coinvolgenti con delle sonorità retro che ci piacciono tanto perché è una ricerca musicale molto raffinata, la luna sicuramente
gente può dare il traino più adatto a questa persona che oggi è sotto i riflettori delle stelle e sta vivendo un momento di apice carrieristico notevole. Luna in Ariete, appunto, dicevo, con Mercurio bisticcia, quindi segni di fuoco. Ariete, Leone, Sagittario sono un pochino su di giri. Gli Aria, Gemelli, Bilancia, Acquario non sono da meno, oggi non ne trattengono una in particolare. I Gemelli in famiglia, la Bilancia in amore e l'Acquario con gli amici. Gli Acqua e Terra sono un pochettino meno invasi da questo turbinio mercuriale, soprattutto i Pesci, che oggi faticano un po' a mettere abilità diplomatiche e dialettiche in mezzo a delle diatribe un po' forti. Ecco, tenete bene le redini, del resto avete Saturno, voi ci riuscite. Cancro e Scorpione un po' meno, oggi un po' più defilati del solito. Mentre i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno, devono essere un pochino più pratici e veloci nel prendere delle decisioni. Il Toro a ravvedere alcune decisioni prese, la Vergine a ottimizzarle, il Capricorno invece a costruirne sempre di nuove. Signori, vi auguro una perfetta mattinata e buona giornata a tutta Sicilia. Ci risentiamo domani mattina, buongiorno a te, grazie Marco. E adesso Emanuela, lo sai che il 20 dicembre del 1812 in Germania i fratelli Grimm pubblicano le loro fiabe. Tra i personaggi che incontriamo ci sono Cappuccetto Rosso, il gatto con gli stivali e molti altri che hanno fatto sognare generazioni di lettori. Siamo al 20 dicembre invece del 1820 e il Missouri decide di tassare gli scapoli. In questo giorno lo Stato americano approva una legge che impone una tassa di $1 all'anno a tutti gli uomini non sposati tra i 21 e i 50 anni. 20 dicembre, grazie, del 1958, il grande Elvis Presley, il re del rock and roll, lascia la musica per 2 anni per andare in Germania come soldato. Al suo ritorno fa uscire un album che si chiama Elvis is Back, Elvis è tornato. Rimanendo in tema, 20 dicembre del 1963 il muro di Berlino che divide la città in 2 parti si apre per la prima volta. Il regime comunista concede 2 mesi di tregua e quasi 4.000 berlinesi dall'ovest ne approfittano per andare a riabbracciare i loro parenti ad est. E il 20 dicembre del 2006 muore Pier Giorgio Welby, il primo caso pubblico di eutanasia in Italia. Ha una malattia grave che non gli permette di vivere e chiede di morire con dignità. Diventa il simbolo appunto della lotta per il diritto all'eutanasia, un tema ancora molto discusso. E poi 3 anni dopo, invece il 20 dicembre del 2009, Barack Obama presta giuramento come 44esimo presidente degli Stati Uniti e il primo afroamericano a raggiungere la massima carica del paese dopo una campagna elettorale basata sullo slogan Yes We Can. E infine 20 dicembre 1947, eccola qui la foto, nasce Gigliola Cinquetti, enfant prodige della musica italiana, a soli 15 anni vince il Festival di Sanremo con Non ho l'età per amarti, questo era il titolo, un successo internazionale, la sua carriera musicale è ricca di altre partecipazioni al festival, l'ultima nel 1995, ci salutiamo con Alle porte del sole che ha vinto Canzonissima ma nel 1973, ero piccolissimo, le diede questa canzone il pass per Eurovision dell'anno dopo, la vediamo cantare con Albano nella trasmissione 55 passi nel sole. Gigliola Cinquetti, Alle porte del sole. Buongiorno Sicilia, torna